Calano i contagi e la sanità trevigiana si riorganizza per tornare ad effettuare tutte quelle prestazioni sanitarie, visite specialistiche ed interventi chirurgici sospesi a causa del Covid. Si parte dal 15 febbraio. Verranno chiamati in base all'urgenza, in base ovviamente al tempo di permanenza in lista d'attesa che hanno avuto, direttamente nel nostro CUP e verranno ovviamente ricollocati all'interno delle varie specialità in modo tale da fare il più presto tempo nel più breve tempo possibile le visite. È chiaro che andremo con una ripresa un po' lenta, quindi le persone non si aspettino che tutto venga risolto nel giro di un mese, perché chiaramente 16, 17.000 prestazioni specialistiche sono tante, tenendo anche conto che dovremmo rispondere a quelle che si aggiungono. Per cui noi contiamo effettivamente di arrivare in pareggio, mi passi questo termine, con l'estate. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, anche qui si ripartirà a breve, tenendo comunque conto che per il Covid ci sono ancora negli ospedali della Marca 215 persone ricoverate, 16 delle quali in terapia intensiva. Le terapie intensive sono importanti per gli interventi chirurgici, in modo tale da garantire 2 aree forti dove faremo il day surgery, quindi Vittorio Veneto e Treviso, e poi ovviamente lentamente, sbloccare anche le sale operatorie per l'attività quindi nel giro di un paio di settimane, le sale operatorie per l'attività, ordinaria. Dovranno comunque essere mantenuti dei presidi Covid per tutti i pazienti che sono e verranno ancora ricoverati a causa dell'infezione da coronavirus. Manterremo come presidi Covid le malattie infettive di Treviso e una parte dell'ospedale di Vittorio Veneto, che comunque risorgerà nuovamente come ospedale che farà anche interventi ordinari, perché l'idea è quella, come dire, di dare la possibilità anche a Vittorio Veneto di riaprire il pronto soccorso e di poter fare interventi chirurgici ordinari.